Arrabbiati ragazzi, arrabbiati! Vai Frank, dai! Amici di Calcionapoli 24, siamo a Di Maro. Anche quest'anno vi racconteremo il ritiro in maniera un po' particolare, parlando con le persone. Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Gente Di Maro. Gente Di Maro, eccoci qua. Ad aspettare il pullman del Napoli quest'anno non c'era tanta gente come l'anno scorso. Forse è troppo caldo. Vabbè, perché tutti sul carro, quando poi le cose non vanno bene scendono. Io sono molto fiducioso. La fede è fede, chi è fedele alla propria maglia, ai propri colori dovrebbe venire anche in questi momenti. Comunque con chi c'era per ingannare l'attesa abbiamo parlato del più e del meno. Fanno buono qua a Trentino, buono. A Trentino? In Trentino. Ah, e che cosa ci hai messo dentro? Specchio e formaggio. Ah, sei andato su un prodotto tipico. Classico. Un'altra scelta giusta che hai fatto è la maglia nera sotto questo bel calore. Sto schiattando, mamma mia. Da dove provieni? Da Parma. Io sono di Fano. Vengo dalla Germania appositamente. Io abito a Pisa. Io vengo da Reggio Emilia, però sono di Afragola. Abitiamo a Venezia, però siamo di Napoli. Allora, che cosa aspettarci da questa stagione? Cosa aspettarci? L'arma in più deve essere allenatore, deve essere. Quest'anno perlomeno in Champions ci torna arrivati. No, quest'anno ci rifacciamo, con Conte ci rifacciamo. Che cosa porta in più Conte? È la grinta, Tanta esperienza. Maturità, Grande entusiasmo. fiducia. severità. È la severità. Sta una buscona. No dai, è impossibile. Parliamo un po' di Rafa Marin. Marin è un punto interrogativo, non lo conosciamo, almeno io non lo conosco. Però diciamo l'ultimo anno aveva fatto bene. Giovane. Poi è bello alto. Sì. È grosso, è muscoloso. Sì. C'ha 22 anni. Sì. Provenienza Real Madrid. Sì. Dici solo sì tu. Viene da Real Madrid, ma da Real Madrid non ha mai giocato. Con quelli del Real Madrid in passato siamo andati bene, Cagliaon, Albiol, quindi speriamo, dai. Le prospettive ci sono per far bene. Se le cose non dovessero andare bene, noi sappiamo già come imprecare. Mannaggia Marin. Mannaggia Marin. Spinazzola se torna come agli europei. Spinazzola se sta bene secondo me può fare un grosso campionato a Napoli. Se sta bene ci darà sicuramente una grande mano. Ha avuto i suoi problemi. No, a Napoli non si romperà, perché a Napoli diventano tutti più forti. Amen. A me? Cosa vuole consigliare a Spinazzola per rimettersi in forma, per non infortunarsi? Deve lasciare in pace le pastiere quando viene a Napoli. Tutti devono rimanere fedeli alla promessa iniziale, a Maffaticà. Non può chiamare. Mare di Napoli fa bene, no? Mangiano poche paste e patane, vai buono, vai forte. Dice la pasta e patate lo mette in Lo forza. mette in forza, bravo. A buff dei paste e patane, Spinazzo, stammi a sentire a me. L'attualità ci porta allo stadio di Di Maro dove il Napoli sta tenendo il primo allenamento. Andiamo a parlare un po' con la gente sugli spalti. Grandi, Alici come prima. Sarà lui, sarà lei. Sembra un gender reveal. Dimmi tu. Come va? Bene, tu? Abbastanza bene. Mo sono arrivati in questo istante, voleva accendere la sigaretta. No, vabbè. Allora bene che l'abbiamo fermata. Come sta procedendo? Bene, mi sono pure emozionato all'inizio perché non lo so. Non me l'aspettavo, non lo so, la prima volta che vengo. Bello. C'è un silenzio surreale, c'è proprio concentrazione per vedere, eh? Sì. Stavamo concentrati sulla Come se non si volesse disturbare. Assolutamente sì. Ti stiamo facendo lavorare tranquillamente. Non vogliamo dare fastidio al mister così non ha scusanti. C'è stata parecchia delusione, quindi volevamo magari vedere come si approcciava Conte, i giocatori, come si approcciavano anche al pubblico. Conte si è mostrato disponibile, si è mostrato carino con i tifosi. Assolutamente sì. Io penso che sia contento. È contento. Mentre la squadra si allenava, il profilo Instagram del Napoli ha caricato la lettera di Di Lorenzo che praticamente mette fine a tutte le voci di mercato del capitano. Di Lorenzo rimane e con una lettera cerca di riabbracciare il pubblico napoletano. Di Lorenzo, cos'è? Giocatore? Perché? No, non seguo il calcio, mi dispiace. Di Lorenzo. Rimane. 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 Oggi? No, domani rimane a Napoli. Rimane a Napoli. Mi sembra una cosa molto bella, anche la lettera che abbiamo visto è stata bellissima. Si è pentito, sì, l'ho sentito. Va bene. E quanti anni ha avuto Di Lorenzo? Lo perdoniamo? Ma sicuramente non... Allora lanciamo io un messaggio d'amore. Ti aspettiamo a Castel di Sangro. Il nostro capitano lo aspettiamo a braccia aperte. Mettiamoci una pira su, come si dice a Napoli, quello che è stato, scudiamoci il passato, si menava lo vai sa. No, ma io lo sapevo che sarebbe rimasto. Era più Giuffredi che voleva mandarlo via da Napoli piuttosto che Di Lorenzo. Le parole, come si dice nel detto, come dice il detto, le porta via il vento. Quindi fatti perdonare sul campo. Ma quelli che hanno fatto miso campo io non li perdono. Non li perdona lei. Ci hanno messo schifo in faccia per tutte parti. Tu suda la maglia e i tifosi ti perdonano. Se si comporta bene, non lo perdoniamo, se no... Perdonato con riserva. Con riserva. Di Lore, perdonato ma con riserva.
Forza Napoli, ovunque e per sempre, Lello 31. 31. E 31 non vi diciamo per cosa sta. Forza Napoli sempre. Buongiorno. È proprio il caso di dirlo. Buongiorno, sì sì. Anche oggi tanti argomenti di cui abbiamo parlato con i tifosi presenti in ritiro. Questa è la seconda puntata di Gente di Maro. Il tempo stamattina com'era? Pioveva assai. Ma stiamo a metà luglio. Troppa acqua. Cioè a un certo punto uno dice va bene il Trentino, va bene che uno scappa dal calore delle città oppure dei posti. Però così è troppo. Queste sono le contromisure contro questa pioggia estenuante. Però lei è venuto qui bello preparato. Assolutamente sì, perché sono saliti in moto. In moto da dove? Da Salerno, Cava dei Tirreni. Madonna. Mattinata di pioggia infernale da queste parti, il pomeriggio invece è stato nettamente più clemente, ma la vera notizia di oggi sono le visite mediche di Buongiorno. Speriamo che Buongiorno non si riveli un acquisto flop alla Maximovic di anni fa. No, ho visto giocare una volta in nazionale, ho detto ammappate. Ha detto proprio ammappate. 30 milioni per Maximovic, chi sta allenando? E 25 a qua. 35 da qua. E ci ha funnato poi, allora siamo andato PAC. Speriamo di no. Dobbiamo imparare a pronunciare Buongiorno in dizione. Dizione, buongiorno. Cioè zecca la dizione con le sillabe. Che ne so cosa vuol dire? Kate, addizione. Buongiorno, più buongiorno. Buonasera. In dizione. Quindi com'è la pronunzia? Buongiorno. Ma dopo che arricci un giro, vero? No, buongiorno. 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 La O. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sì. Quindi come si chiama il nuovo acquisto del Napoli? Buongiorno. 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 Con la O chiusa. Questa è l'enorme fila per assistere agli allenamenti che per la prima ora sono top secret, dopodiché i cancelli verranno aperti e si potrà assistere ma non filmare. Lei ha imparato i nomi di battesimo dei 3 nuovi acquisti? Chi è il spagnolo? Aspetta, come questi giorni mi sono dedicato alla camminate nel bosco. Lei ha imparato i nomi di battesimo dei nuovi acquisti? Come si chiama Buongiorno? Alessandro. Spinazzola. Leonardo. Come si chiama di nome Marin? Poggio Poggio Marin. Buongiorno, come si chiama di nome? Non lo so, mi ricordo, come si chiama? È il nipote di Mike Buongiorno. Spinazzola? Spinazzola lo conosco come Spinazzola. Solo Spinazzola. Si chiama come un noto pittore, inventore italiano. Pittore italiano. E che Picasso. Picasso Spinazzola. Come si chiama di nome Rafa Marin? Rafa Marin, José, no. Non lo conosco questo. Rafa Marin si chiamerà Rafa. Rafa. Via Marin. E a tenere banco gli argomenti sono 2, la pesantezza degli allenamenti di Conte e la permanenza di Osimhen. Abbiamo assistito a più di un ritiro, non abbiamo mai visto un allenamento del genere. Ho visto molti giocatori spompati, chi si manteneva il petto, chi stava un po' con la lingua da fuori. Li sta ammazzando ed è un bene. È un bene, perché poi se poi fai un allenamento leggero, che fa? Si vede, arrivi decimo. L'anno scorso si erano abituati troppo bene. Si erano a fare un circo, ma chi stanno invece? Stanno a fare segnare a rosso. Ci sto si mette non può fare niente, non vuole correre. Veramente? Ah, si ferma. Spero che rimane, ma secondo me, come l'abbiamo visto stamattina, non ci sono dubbi. Cioè, meglio Osimhen e no Lukaku, Ho visto l'Europeo, l'ho visto un po' giù. Abbiamo già un palo di Meret in porta e mettiamo un altro palo davanti, siamo a posto. Lukaku giochiamo un in meno. Dai, va bene tutto Lukaku, però no. L'ho preso al Fantacalcio, ma è credo fatto a Fulano Fantacalcio. 863 crediti, ne ha fatto un cazzo. Lukaku no. Lukaku. Andate a Lukaku. Come ti chiami? Mi chiamo Giampaolo. E ti senti più Gianni o più Paolo? Mi chiamano Gian, quasi tutta la mia compagnia. A prendere le firme però. Ma come sono piccole queste firme? E me ne tirate. Nathan e Caiuste. Diciamo che Nathan e Caiuste firmano come giocano a pallone. Speriamo di no quest'anno. È raramente che mi chiamano Paolo, però nella mia famiglia, specialmente gli zii mi chiamano Paolo, però alcuni, cioè gli amici proprio che ho io mi chiamano Gianni. Io sento un chiarissimo accento napoletano. Milanesissimo, ma miei genitori napoletani, quindi tifosissimo del Napoli, come puoi vedere. Un bel tatuaggio. Nato a Milano, vissuto a Milano, ma Napoli ovunque per me. Gli amici ti chiamano Gian? Sì, esatto. Ufficiale? Sì. Più Gian che Paolo? Esatto, più Gian che Paolo, esatto. E quando sfoggi questo tatuaggio tra la nebbia, tra i tuoi concittadini milanesi? Ma già appiccica con tutto, mi devo arrabbiare con tutti. Allora, un saluto da Di Maro con Gian. Grazie ragazzi, forza Napoli sempre. Sempre. Gente di Maro che se ne va. A dove? Dove gli pare? E non me la ricordo più. Allora, vi posso dire io, andate. Come siete belline tutte e due. Grazie. Questo che radio è? Che? Calcia.
Tu sei una cosa grande per me. Questo è riferito a lei, signor. Ricambio il complimento. Mamma mia, che onore. È nata un'affinità tra me e la signora. Antonio! Ha portato qui sua moglie? Esatto. È contenta, signora, di passare qui il weekend? Mi tocca, per amore faccio anche questo. E d'altronde è suo marito, ci può stare che la tocchi. Inopportuni come sempre, partiamo a razzo con la terza puntata di Gente di Maro. È arrivato ieri sera il presidente Di Maro. È impossibile, non l'ho visto, è impossibile. Mi chiama sempre quando è. Come presidente non ci abbiamo le prove. Ha messo i collaboratori a fare questa situazione. Lui se ne sta bene a casa, si può stare pure un po' di divano, si diverte lui e il figlio Edoardo. E gli altri gli aggiustano la situazione che ha rovinato l'anno scorso. Io vuoi dare un benvenuto? Sì, cioè, voglio fare un benvenuto, però te Laurea, fai cose buone, Cacciamo i soldi. E sta cacciando i sordi a Saddarisce. Benvenuto presidente, quest'anno si sta comportando veramente in un modo eccezionale. Quindi il motto è passato da Da cacciare i sordi a sta cacciando i soldi, perché effettivamente sta cacciando. Secondo te cosa manca? Il centrocampista. Centrocampo pure manca qualcuno. Ma centrocampisti per me lo bot che cose stanno buone. Conte nella conferenza stampa del pomeriggio ha detto che nonostante la partenza di Zielinski, i centrocampisti attualmente in rosa lo soddisfano e allora ci toccherà memorizzarne facce e nomi. Intanto le faccio vedere le foto dei centrocampisti che sono nella rosa del Napoli. Vediamo se li abbiamo memorizzati. Per esempio questo chi è? Aspetta, ma giuro. Aspetta di lei. Loro uscite in un nome poco particolare. Quello che adesso è arrivato, Floruscio. Focus. Aspetta, filo russo. Filo russo, è di questi tempi però è pericoloso. Volution, chi è questo? Volution. Filo Filobus. Floruscio. Comunque questo qua. Una cosa del genere. Folo russo. Folo russo. Comunque è russo. È russo. È una maniera nata. Il mio pupillo, Michael Foroluscio, fortissimo. Vabbè, ma questo non ce lo pigliamo sicuro. Ma già è nostro, già mi pigliato. Ah sì, è buono, è bravo. Ha l'aggressività giusta che serve là in mezzo per me. Questo lo riconosce? Chi sei, buongiorno? No. Come quello della Roma, Spinazzolo. No, questo è del Napoli ed è anche napoletano. Non lo so, non mi viene. Allora Gaetano. Quando mai? Gaetano sta ancora con Napoli. Chi è chi sta? Caiusta. Vabbè, chi sei? Come si chiama? Caius. Madonna, ma che non mi ricordo manco uno. Come si Caiuste? Mi stai pigliando proprio a sprovvisto, non mi ricordo. Secondo lei tra Foloruscio, Gaetano e Caiuste chi è il più pronto a giocare? Gaetano e Floruscio. Floruscio è primo. Sicuramente Floruscio. Io prendo Caiusto. Siamo stati troppo tecnici, torniamo a cazzeggiare. Ma che bell'idillio. Chi dei due ha trascinato qui l'altro? Io. Lui è rumeno. E tifo il Milan. Ma lo sto convertendo comunque, diventerà anche lui napoletano. Intanto gli sto insegnando un po' di napoletano così, no? Lei ha detto ti sta insegnando il napoletano, che cosa ha imparato? A a fessa mammut e con le cazze. Solo le cose più auliche gli ha insegnato. Vabbè, ma Quando poi viene a casa mia deve per forza vestirsi del Napoli, non lo faccio entrare a casa. Mangia la parmigiana, mangio casatil. Più ami il cibo, più ami Napoli, più ami il Napoli. ci può stare come sillogismo, mi piace. Va bene, allora fai un saluto. A famok e kitamok. Madonna santa. Ha portato anche un ospite speciale. Questo è uno dei primi tifosi del Napoli. È più tifosi miei. Ah sì? E che fa quando segna il Napoli? Esulta, abbaia. L'anno scorso si è incazzato parecchi, però quest'anno le prospettive sono buone. Facci breve Murz. Breve Murz, esatto. Club Napoli, Novara partenopea. Ale, Napoli, ale. Posso sedermi vicino a lei? Sì, certo, prego. È un onore per me essere alla sua destra. Freddie Mercury. Me lo dicono in tanti. E mi faccia un mamma. Mamma. Il nostro amico Freddie Mercury tocca un argomento molto interessante. Pensavo prima, abbiamo avuto Benitez, Ancelotti, Spalletti, Conte, ci manca solo Guardiola. Che ne È vero, pensi? il Napoli ha sempre avuto dei buoni Ci allenatori. manca solo Guardiola. Tra tutti, secondo lei, chi ha fatto crescere di più il Napoli? Insieme l'ha piantato Mazzarri. Tra tutti gli allenatori che hanno allenato il Napoli, no? Chi è quello che ha fatto crescere di più la società? Il nome è Sarri. Spalletti. Confermo per Sarri. Benitez. Per me Sarri è stato il migliore a Napoli. Sarri. Bella domanda, lo spagnolo. Come si chiamava? Benitez. Spalletti. Benitez. Mazzarri. Io sono innamorato di Mazzarri. Per il Pocio, Cavani, Amsic. Benitez, per quello che ha portato e che ha lasciato. Ci ricordiamo di Callejon, Albiol, Higuain, Koulibaly, gente comunque negli anni, anche quando è andato via lui, ha fatto la storia del Napoli. Spalletti. Rafa Benitez. Mister Spalletti portando lo scudetto alla squadra. Solo che è andato in Italia e ha fatto cilecca. Vabbè, può capitare. Succede anche ai migliori. Non mi dica che a lei non è mai successo. No, pure a me mi è successo che ho fatto il cilecca. Spesso. No, guarda.
Ma che cazzo vi stavate vedendo? La Prucciacca. Prucciaccone, questo è un Prucciaccone. Benitez. Benitez, se guardo indietro. Rafa Benitez. Sarri. Spalletti. Per me Benitez. Spalletti. Spalletti, e credo che quest'anno Conte farà crescere molto la società e la squadra soprattutto. Conte assolutamente, anche se non ha ancora canzone il campionato. Sono sicuro che sia lui. Rafa Benitez per me è l'unico a cominciare. Io sono stato qua già quando c'era lui. Ora la faccio andare perché vedo che si è scocciato. Sì, L'anniversario nostro di matrimonio. 25 anni di matrimonio a Di Maro. Complimenti. Questo è amore. Da Per il parte- Napoli però. Per il Napoli. Cioè, se tu dovessi mettere una classifica, figli, moglie, Napoli, in che ordine li metteresti? Figli, Napoli e moglie. Uguale. Anche per te. Figli, Napoli, marito. Le coppie funzionano quando c'è unità di intenti. Il ritiro entra sempre più nel vivo, ma la nostra passione è parlare con i tifosi. Benvenuti alla quarta puntata di Gente di Maro. Il Napoli ha cambiato logo. Sì. Che ne pensi? Bel logo. Non fa niente che hanno tolto l'azzurro dall'interno? No, vabbè, c'è il blu, va bene lo stesso. Il blu della maglia. Esatto. Però sai, su una classifica, se lo guardi così sullo sfondo bianco, sembra quasi bianco-nero, visto che c'è bianco e blu scuro. È un poco problematico. Infatti, dopo somigliamo all'Inter. Bianco-nero l'Inter. Bianco-nero. Bianco-nero è Lazio, che cos'è? Bianco-nero, che roba è? Bianco-nero. Un Napoli è bianco-azzurro. Bianco-nero per eccellenza, chi è? Bianco-nero. Ah, l'Udinese. È vero, anche l'Udinese c'è. Una notizia di calciomercato è che una nostra vecchia conoscenza torna in Serie A. Pepe Reina è il nuovo portiere del Como. Complimenti al Como. Qua mi dispiace un pochettino. Dà un contributo ottimo al Como, una neopromossa di Serie A. L'avrei preso. Avresti preso Reina? Sì. Sì. E non fa niente. Un po' di esperienza. Tra l'altro pare che la trattativa sia andata così. Hanno chiesto a Reina dove vorresti giocare in Italia e lui ha risposto Como. Io auguro a Pepe di ripetersi con il Como, logicamente tranne quando gioco contro di noi. Nonostante l'età ha tanta esperienza Reina. Noi dobbiamo sempre essere grati a chi ha portato la maglia del Napoli, specialmente a chi come Pepe Reina l'ha portata con onore, come una seconda pelle. Parlava solo bene di Napoli e della realtà napoletana, per questo rimarrà sempre nel nostro cuore. Il Como ha peso a Reina e noi a Porta teniamo con mo. Va bene, dai, adesso parliamo un po' del nostro portiere. Meret ti dà sicurezza? Quando rimane a casa, sì. Non mi dà sicurezza, come ma fa? In generale è un buon portiere. Hai sfondato una porta aperta, a me Meret non mi piace proprio. Lui è l'hater numero 1 di Meret. Meret mi piace. Secondo me quest'anno potrebbe fare bene. Preferirei che fosse più reattivo a volte nelle uscite. Cioè, Meret lo sa che la palla nell'area piccolina si può prendere? Ogni tanto fa delle cappellate. Sai quanta roba ci scassata a casa per Meret? Lo stand-in, ha già calcio in 2 divani, poi quando l'ha cittata per là. La moglie mi vuole cacciare a casa. È bravo, solo che deve uscire un po' di più. È un ottimo portiere. Assolutamente no, immagino un comodino, una cosa, ma non merita. L'anno scorso l'ho preso a Fantacalcio. Ma guaiata! Alex, per favore, o ti impegni, o fai secondi, fammi a capire, per favore, Alex. Non mi fa soffrire quest'anno. Ma se moglie mi una caccia. La sicurezza me la dà Conte, perché se Conte crede in Meret, l'ha detto esplicitamente in conferenza, significa che crede nelle potenzialità di Meret, perché Meret tecnicamente c'è, deve migliorare nelle uscite e deve acquisire sicurezza. Se Conte gli dà quell'autostima che manca forse a Meret in alcune circostanze, in alcuni momenti difficili nelle uscite, può farlo crescere. E continuando a parlare di portieri, proviamo a eleggere il migliore. Chi è il miglior portiere della storia del Napoli di De Laurentiis? Pepe Reina. Per me Ospina. Reina. De Santis. Pepe Reina. Iezzo. Penso proprio Pepe Reina. E David Ospina. De Santis. Giannello. Pepe Reina perché aveva carisma. Io sono per Meret, perché se non altro è stato il portiere del terzo scudetto. Per me Reina. Reina. Ospina. Ospina anche per me. Reina. Meret per me. Sono più affezionato a Reina. Ospina. Pepe Reina. De Santis. Pepe Reina. Secondo me De Santis ha fatto la differenza. Pepe Reina. Sicuramente Reina. Ospina. Allora io dico Iezzo, perché è sceso in Serie C per stare con noi. Ma basta parlare di portieri, cambiamo ruolo. Simeone è un possibile partente, ti dispiacerebbe se se ne andasse? A me mi dispiace perché Simeone veramente è uno che quando è in campo dà tutto. Mi dispiacerebbe per il Simeone del primo anno a Napoli. Non più di tanto, anche perché ho visto un ottimo che dire. Quindi che dirà, Simeone se ne può andare? Ciaone, Ciolito, mi dispiace. Bocciato. Bocciato Simeone. Bocciato. Il grosso problema di Simeone è stato, lo devo dire, Giacomo Raspadori. Secondo me come riserva, soprattutto con Conte, può dire la sua. A me mi dispiacerebbe perché secondo me è stato uno dei pochi che ha dato sempre l'anima in ogni momento, anche quando doveva entrare, mai detto una parola fuori posto. Però trena pure a che dire, onestamente, uno vale l'altro. E che dirà Simeone quando gli diranno che se ne può andare? Fai buono. Secondo me è più una cosa affettiva con Simeone. Mi ha fatto emozionare quando segnò con Liverpool. È un giocatore che mi è sempre stato a cuore da quando è arrivato. Ci ha portato 9 punti, se non mi sbaglio, Simeone il primo anno, perciò Simeone ci ha dato la certezza psicologica dello scudetto quando ha segnato con la Roma, quindi ha segnato gol pesanti a Milano contro il Milan. A me spiacerebbe molto, perché secondo me Ciolito ha margini di crescita importanti. Ciolito per piacere
rimani, ah. Sposa, vieni da me. Ciao! La decisione di fare l'addio al nubilato a Di Mauro nel ritiro del Napoli. La colpa è loro. Col merito, dipende. Potrebbe farti un balletto anch'issa piuttosto che uno spogliarellista. Lo gradiresti? Beh, marito meno. Ma voi siete un gruppo che dall'accento mi sembrerebbe non essere proprio napoletano. Vagamente, siamo di Modena. Il futuro marito è grande tifoso del Napoli, per cui anche per amore si fa questo. Ah, ma lui è qui comunque. No, lui è a casa. Cazzo, per amore, ci fate stu sguardo. A lui l'hai lasciato a casa e tu sei venuto al ritiro del Napoli. La prossima volta prenota anche lui. Buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Bene. Che stai facendo? Aspettando la mia compagna che esce, che penso che è stato già sci, ma non mi ricordo. Come non ti ricordi? Si ha giusto sci o no, non mi ricordo. Siete legati, eh? Sì. Dite, signori, venite, mi piacete molto, cioè avete le facce sveglie e simpatiche. Anche a lei mi piace con la barba. Pure lei c'ha un gran bel baffo. È una cosa normale. Per la quinta puntata di Gente di Maro partiamo col presentarvi i protagonisti delle nostre interviste. E poi abbiamo il nonno che non molla mai. Signor nonno, come va? Ma guarda nonno, bello, ma stai facendo? Posso essere tuo cugino, ma no nonno. Questo signore è tuo padre? Sì. Non ti spaventa la sua pettinatura per il futuro? No, assolutamente. C'ha ancora 3 sciampi di tempo e poi è finita anche per lui. Dal nonno al padre al figlio. Ti ha rassegnato? Certo, va bene. Dai. Ok, adesso andiamo sui contenuti. Il motto di quest'anno è Proud to be Napoli. Il motto. È la moto, ma non sono moto. No, il motto. E cos'è? Che ne so. Proud to be Napoli. Proud To be Napoli. Dubi Napoli. Proud to be va bene. Proud to be Napoli. Tubi di Napoli. I tubi, diciamo. Oh, i tubi. Proud to be Napoli. Proud Dubi Napoli. Pro to be Napoli. Pride to be Napoli. Mi stai facendo figure di merda, eh? No. Proud to be? No, è Napoli. L'unica cosa che non ti ricordavi era Napoli. Stai scrivendo con la maglietta. Ma non mangio qua, perché non sai che significa. Comunque so anche che significa Proud to be Napoli. E che vuol dire Proud to be Napoli? Fiero di essere Napoli. Siamo troppo orgogliosi di essere napolitani. La dice in inglese, proud to be Napoli. Siamo orgogliosi di essere napolitani. I napoletani hanno sempre avuto un forte legame con un certo popolo dall'altra parte del mondo, che oggi è in festa. Stanotte l'Argentina Ha vinto la Coppa America. Esatto, meritatamente. Contentissimo per l'Argentina in particolare, ma per il nostro Dios numero 10. 2 anni fa vinse il mondiale e il Napoli vinse lo scudetto. 2 anni fa, guarda caso, il 15 agosto, proprio a Ferraust, debuttammo contro il Verona. Si partiva da Verona, c'erano un po' di... Aspetta, andiamo. Che hai fatto girandoti? Ci toccate le parti basse. Siamo un popolo scaramantico e quindi in qualche modo un collegamento valido c'è. Forse l'anno buono è una voto. Intanto ci vogliamo per buon augurio. Sempre. Ma cominciamo a parlare di voci di mercato. Pare che il Napoli abbia fatto un'accelerata per Hermoso. Ottimo acquisto. È un grandissimo giocatore. Tra l'altro sai che vuol dire Hermoso in spagnolo? No. Bello. Allora è un bello acquisto. È bello ma non una palla. Se prendiamo pure Hermoso, secondo me stiamo a posto. Sembrerebbe sì, sicuramente un buon difensore. Siamo felici perché secondo me il braccetto di sinistra va completato. La parola chiave di quest'anno è braccetto. Braccetto sarà veramente la parola che ci accompagnerà. Come tutti noi saremo tutti a braccetto a sostenere il Napoli, sempre. Rimanendo in tema di difensori, qual è stato il difensore più forte della storia del Napoli di De Laurentiis? Kim. Per me Kim. Koulibaly. Koulibaly pure per me. Albiol. Kim. Koulibaly. Grava. Albiol secondo me. Koulibaly. Kim. Albiol. Koulibaly. Kim. Koulibaly. Sono nostalgico, campagnaro. Pare che il Napoli abbia avuto un ritorno di fiamma per Berardi. È un bel giocatore, Berardi. Sempre stato un bel giocatore. No, è una storia vecchia, per favore, basta questo Berardi. A me Berardi può parcheggiare in macchina a Castelbo al turno. È l'ideale. Non male. Se ha voglia, non male. O Postigliuti. Speriamo che Santo De Laurenti che ce la porta e ci fa godere questo bel ragazzotto che... Un ragazzotto. Che vuole fare è di sfondamento. È di sfondamento, quando parliamo di sfondamento, è la cosa più bella della vita. Lei allude? No, è realtà, è la realtà. Anche la mia età va bene così. E viva lo sfondamento, sì. Quindi tra Chiesa, Berardi e Greenwood chi preferisce? Chiesa tutta la vita. Chiesa. Greenwood. Chiesa. Greenwood. 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 Chiesa. Io onestamente
un altro proprio. Io preferisco Greenwood perché ha meno infortuni. Chiesa assolutamente, conosce il campionato italiano. Di una cosa, ci stiamo riempiendo di juventini, ma vediamo pure con una cocca da parte. Già ce ne stanno abbastanza. Stiamoci in due casertane, che ne sai? Che ne dici di un juventino che viene a vedere il ritiro del Napoli? Lei è juventino? Sì. Ed è venuto qui per spionaggio o per sportività? No, per sportività. Amo i tifosi del Napoli. Li ho visti a Torino, gente simpaticissima. Ma di più se li battiamo. Schifosi. No, ma abbiamo detto la sportività. Evviva l'amore. Evviva l'amore. Nel pomeriggio ci siamo fatti un giro tra esterno e interno del campo di allenamento. Noi veniamo già dal fresco. Ah, da dove? Da Bellinzona. Quanto sente dire qualche volta alla radio Tito da Bellinzona sono io, ecco. Lei è Tito da Bellinzona? Esatto. Veramente? Non l'avevo riconosciuto perché lo sento solo in radio. No, è impossibile, è solo in radio, sì. Il celeberrimo Tito da Bellinzona. E tu che fai tu? Sei in radio? No, questo è Calcionapoli 24, siamo gente di Maro. Sì, sì, va bene. Ha sentito? Ho sentito, sì, sì. Per cordialità lo dice. Ha sentito? No, Calcionapoli 24, lo qua. Gente di Maro. Gente di Maro. Festeggiamo i 30 anni di matrimonio qua. Pensano poco, con mamma sta. Come state? Come Una state? bellezza. Dipende dai punti di vista. Una bellezza. Sono stati dei buoni 30 anni? Alti e bassi come tutti. Ma farti 40 dopo, 75, 80. 75 anni di matrimonio. No, ma fa morire di. Ci dice sta qui. Ho incominciato ad andare al San Paolo, che oggi si chiama Maratona, quando tenevo 6 anni. Devo dirti la verità, io sono molto contento che si stanno facendo un mazzo tanto quest'anno. Sono segretario del club Napoli di Piacenza, siamo molto attivi anche nel sociale, non è solo un ritrovo per vedere le partite del Napoli, ma quando c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna ne abbiamo fatto una raccolta fondi con anche i nostri sponsor del club, abbiamo raccolto una somma cospicua da donare a un asilo di Bologna da ricostruire, quindi questo è solo per dire, quando noi andiamo sul campo che ci dicono Vesuvio lavari col fuoco, noi porgiamo sempre l'altra guancia, a noi ci scivolano addosso queste cose. Senza t-shirt sono anche peggio. Cosa ti ha conquistato del Napoli? Soprattutto Maradona, però anche Kvara. Ti piace più Kvara o Maradona? No, Maradona non ti può cambiare. Bravissimo, dammi un 5. Oh, 18 anni tengo. Tu hai 18 anni? Sì, lo so, la barba mente. Se me la Alzati dai gli sono occhiali. bambino. Oh, nonna mia. Voglio che te già dice. Tu sei bergamasco. Ti piacciono i bergamaschi? O più le berga femmine? Berga femmine meglio. Un saluto da Tito da Bellinzona. No, non l'ha detto bene, rifacciamo. No, un saluto da Tito da Bellinzona. No, non va. Pausa troppo lunga, rifacciamo? Una pausa. Una pausa da saluto da Bellinzona. Un saluto Tito da Bellinzona. Vabbè, era la migliore. Ma voi siete Canale 24? Calcio Napoli. Napoli, teniamo l'applicazione. Tenete l'applicazione? Stai aspettando una conclusione 10. A me ci facciamo una fotografia. Ciao a tutti, prima cosa. Prima cosa, ciao a tutti e Forza Napoli. L'educazione è la prima cosa. Bravo, sempre. Un bel saluto. Sempre, ciao a tutti, Forza Napoli e un bacio a tutti tranne ai Juventini. La sesta puntata di Gente di Maro si apre con la notizia di un Osimhen molto vicino al Paris Saint-Germain. Non so se ha sentito, c'è una buona probabilità che l'anno prossimo Osimhen mangerà le escargot. Che è il suo escargot? Una roba araba là? No, francese. Ah, è francese? Speriamo, magari ce n'hanno qualcosa di sotto. Calenda dicono sia a Parigi. E che ce ne importa? Fa piacere benissimo. Perché? Perché Osimhen si può portare Osimhen via? Ma Osimhen se ne da lì, fratello mio, per forza. Che se ne vada? Per me, sì. Se non vuoi stare, io che non è contento di stare a Napoli. E noi quelli che non sono contenti non li vogliamo nemmeno noi. Chi c'è da 10 tu diciamo una lana qui? Io no, non so lei. Ma chi? Non ci sta proprio. A questo punto diciamo speriamo, perché così il mercato in entrata del Napoli si inizia un attimo a movimentare. Pare che ho letto stamattina che De Laurentiis si possa accontentare anche di 100 milioni. Ci accontentiamo? Penso di sì. Ma via lui, arriva un altro più forte o bravo come lui. E andare a prendere Lukaku immediatamente. A un certo punto, se le strade si devono dividere, si dividono, però non mi urta da Lukaku, per favore. Conte lo sa sfruttare al meglio a Lukaku e quindi farà sicuramente più gol di Osimhen, perché Osimhen lo vedo proprio giù. Basta sempre ringraziare Osimhen per tutto quello che ha fatto per il popolo napoletano. A Napoli è stato adottato a 110%. Come il bonus. Mamma mia, ma che fa la Francia? Vai in due quartiere latine là, che babba. Là si sta male, sai, il sole non c'è. Ma andrà in un clima bruttissimo. Amici, volevo mettere Parigi e Napoli. Napoli è la città più bella del mondo. Senza parlare francese, fare un gol. Parigi è pieno di ratti. In Francia fa più freddo, è vero, c'è la Tour Eiffel, ma a Napoli c'è sto mare. A parte non c'è il bidet, non so se Osimhen è abituato a fare il bidet, penso di sì. Dopo 2 o 3 anni a Napoli penso che... Sambarata se lavava. Culo, sì, spero di sì. Speriamo. Cosa mangia a Parigi? L'omelette. A Napoli si
mangia la pizza, si mangia la mozzarella, si mangia un ballo paccara. Che si mangia a Parigi? Solo formaggi, escargot. Le baguette e croissant. Sotto l'ascella la baguette tutta sudata non va buona. È già aromatizzata alla cipolla. Si mangia la baguette, a Napoli si mangia la pizza, si mangia tutte quelle che benedico ci sta a Napoli. La sfugliatella, babà. A Parigi rubano, mi hanno rubato 350 euro senza accorgermene dalla tasca. Quindi Osimè, se vai in metropolitana, state a corto portafoglio. Assolutamente sì. Secondo me in metropolitana non ci va, comunque. Idrici e Sandria, Victor. Tu calcola che mettono la carne assieme alla pasta, fanno tutto un piatto unico. Sono loro che hanno inventato la cucina gourmet, quindi penso che non si può lamentare. Però è poco, capito? È poco, ma chi è sic, capito? Da correre, atleticamente da sta sempre in forma, quindi va bene che mangia poco. Hai ragione. Osimhen, usa la sangria. La sangria è spagnola, non è francese. Che avete comprato? Una tuta, finalmente sono riuscita a comprarmi la tuta dei miei sogni. Sono commossa. Guarda, tutti lo devono sapere, tutti. È per me. È molto bella. È bellissima. Un altro possibile partente è Mario Rui. Ha fatto il suo, è anche giusto che vada via. Mario Rui è un discorso già diverso perché già ce l'ho più nel cuore. La sudata la mangia Mario Rui. Diciamo, a parte l'anno dello scudetto, non mi ha mai entusiasmato particolarmente. Il maestro Mario Rui rimane nella storia. Di lui mi dispiace molto perché comunque anche dal punto di vista della rosa, di gruppo, è uno che dà tanto e mi dispiace. Quest'anno braccetto sinistro è l'anno di Olivera. Ha fatto il suo tempo. È il professore, ci lascia pure lui. Mi dispiace un po', sai, perché Mario Rui tutto sommato è uno tosto. Mario Rui ci dà l'input per continuare le nostre personalissime elezioni di miglior giocatore per ogni ruolo. Oggi parliamo di terzini. Qual è stato secondo te il miglior terzino della storia del Napoli di De Laurentiis? Ma diciamo che terzini forti non è che ne abbia avuti, però si facevano rispettare, ci mettevano impegno. Maggio. Dico Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Mario Rui, sicuro. Gulam. Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Superbike Cristian Maggio. Maggio, sì. Di Lorenzo. Il primo Gulam. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Gulam. Maggio. Di Lorenzo, penso. Giovanni Di Lorenzo. Ma oggi è il giorno di Napoli a Naune, la prima amichevole dell'era Conte. Com'è andato l'allenamento di stamattina? Ma vedo che stanno abbastanza carichi. Che Dira e Mazzocchi oggi nell'allenamento super. Che dire fa paura, esagerato. Arrivo come un treno. E stasera c'è un test importante. Vabbè, ma io stasera non me la manca perché tengo da fare. Contro chi gioca il Napoli? A un'ala, no, non lo so dire. Hanno un nome strano, di ragazzina però, dai. Una squadra dove gioca mio nipote Launia. Come si chiama la squadra? Da Naunia. Il test di oggi secondo te è già un po' indicativo? Sicuramente chi ha voglia di rimanere a Napoli deve dar tutto in questi allenamenti e poi dare bene anche nei test amichevoli. Io credo che tatticamente qualcosa vedremo già. Non si può dedurre niente, ecco, per l'amor del cielo. Anche se Conte vorrà vincere anche questo test, però è molto prematuro. Mangiamo 5-0. Anche poco, secondo me. 11-0. E 11-0. No, io faccio un pronostico sui prossimi 3 anni. Il primo anno andremo in Champions, ma sono convinto che se continua questa atmosfera nei primi 3 anni torna lo scudetto a Napoli. Non il primo anno. Salvatevi il video, mi direte avevi ragione e ci beviamo qualcosa insieme per festeggiare. Napoli un po' lento nel primo tempo, finisce solo 1-0. Nel secondo tempo invece il secondo 11 schierato da Conte sembra essere più sprintante. La partita in totale finisce 4-0. Vediamo un po' la gente che ne pensa. Napoli è abbastanza convincente, nella fase difensiva soprattutto. Niente, stanno imballati, è partita 3 come ci si aspettava. Li ho visti un po' stanchi, non è che Conti sta mettendo sotto, magari sta spombando già. Credo che avevano un po' la gamba pesante, si vede che hanno i carichi di lavoro, erano un po' a terra, si vedeva. Dall'anno scorso sono peggiorati secondo me. Addirittura, Madonna Santa, se siamo peggiorati rispetto all'anno scorso alla fine. C'è un giocatore che ha spiccato di più? Un giocatore che ha spiccato di più no, stanno tutti quanti troppo imballati. Raffa Marin, Spinazzola, soprattutto grandi giocate, grandi spunti. Ti direi Gaetano. Io direi Mazzocchi. Guarda, mi è piaciuto Russo, il giovane che si muoveva bene. Dal momento che nel primo tempo ha giocato un attaccante, nel secondo un altro attaccante, Simeone e Khedira, probabilmente tra i due ne resterà solo uno, tu chi terresti? Terrei Khedira. Anch'io terrei Khedira. Anche se Giovanni ce l'ho nel cuore, però Khedira l'ho visto molto meglio. A me piace Simeone, quindi Simeone sì. No, io Khedira invece. Che dire? A posto di Simeone. Che dire sta facendo bene, ma Simeone quando sta in forma, dai, la butta dentro. È un altro livello Simeone, che dire, è più un giocatore da squadretta. Secondo me Mario Rui non ha dai, perché è più forte tecnicamente. Dove lo vediamo questa intervista? Questo è Calcionapoli 24. Va bene. Gente di Maro. Lo vedono tutti i napoletani, mi vedono. Tutto il mondo ci vede, signore. Ma li vedono a me, poi i miei amici. Ok, ciao a tutti. Diventerà una star.
Star. È il compleanno suo. Ah, il compleanno? Ecco, è mia nipote. Il compleanno del nipote. State facendo un'intervista. 5 minuti ci basteranno. Settima puntata di Gente di Maro e qui in Trentino si respira aria di mercato. Signora, sta cercando un'occasione a parametro zero? Sì, bravo. Il mercato ha dato i suoi frutti? Assolutamente Abbastanza sì. Abbastanza sì, che avete comprato? La frutta. Ah, la Ottima. Ottima, ce la consigliate? Assolutamente sì. Soprattutto le prugne. Le prugne poi aiutano ad andare di corpo, Anche, certo. quindi le consigliamo anche a chi è stitico. Assolutamente sì. Si rivolga agli stitici. Mangiate tante prugne. Il giorno dopo l'amichevole con la Naune, Conte concede per la prima volta una slot di riposo agli azzurri che si sono allenati soltanto di mattina. Si sono allenati bene oggi? Sì. Chi ha visto più in forma? Ho visto Rachman. Chi? Rachman. Ah, Rachman. Con questa maglia arancione, come fai che muschil? Per chi stavi urlando? Per Leo Ostigard. È comunque un guerriero, secondo me, Leo Ostigard. Può far comodo anche se ho paura che andrà via. Tu sei un grande fan di Ostigard. Io sono un grande fan, è un norvegese, un vichingo, cioè ci piacciono a noi quelle figure un po' così. A me mi piacciono queste figure. Qua devo saltare, scusami. Prego, prego. Non si può non saltare, giusto? Ostigard, noi ti amiamo. Parla per te. Non ti ho visto saltare a chi non salta Juventino. No, perché non c'ho voglia di saltare per quello, non è. Non hai saltato. Mi puzzi. No, perché te capriccionavo, perché non salto? Quindi se uno ti accusasse di essere Juventino? Mai, meglio morire che essere Juventino, mai. E fammi un saltino? 1, 2, 3, basta. Come è andato l'allenamento? No, tutto a posto, sto cusurato, frate. Pure tu ti sei allenato? Bene tu, sotto sola. È talmente coinvolgente questo Napoli di Conte che persino i tifosi si allenano. Pure noi, sì, stiamo a pensare, capito? Con i tifosi abbiamo provato a dare un pronostico sulle squadre favorite per lo scudetto. Quale secondo te la griglia scudetto quest'anno? Inter, Napoli, Juve. Penso che il Napoli tra i primi 3 sicuramente. Oggi dobbiamo esaltare, anche se c'è Conte. Piano piano. A me spaccata cosa. Penso che arriviamo primi quest'anno. Davanti metto l'Inter. Ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Con 20 punti di vantaggio. Sì. Juve, Napoli, Roma e Milan per il terzo e quarto posto. Inter, Napoli, Milan, Juve. Napoli, Inter e Juve. Inter, Napoli, Juve. Inter, Juve, Napoli. Primo posto la Roma. Come mai dici prima la Roma? Perché la ritieni forte o perché a Stasi Chan? No, la ritengo molto forte. Allora, Andri, guarda, Credimi, sull'aria. Ciao, guaiati, romani! De Laurentiis, primi 4-5 partite che non va Conte, se no, viene nata voto Mazzarri. Faremo entrare Conte perché sa l'allenatore. Come Conte uscirà come re da Napoli. Spuntano novità per la trattativa con il PSG per Osimhen. Nell'affare Osimhen pare che il Napoli sia interessato a una sola contropartita tecnica. Coreano là. È un nome, non lo so, vero? Jun Zhan Lee, come cazzo sei? Kang Lee. Anche lì. O frate Bruce Lee. Bello, è forte anche lì. Il giapponese mi sembra, no? Liu Jin, Kan Liu Jin. Te ne sei bevuto troppo di gin. Mi sa proprio di sì. E quello là è l'agita, i picceril, i gelatil, i canchitil. Chi le caretta da Giovanna? È forte, dice che è un bel giocatore. Hai detto Giovanni è forte? Così dice. Quando subentra mi fa un bel effetto che lui, non so, c'è coreano. Ti dico la verità, meglio tutti i soldi è che si chiude al muso Lukaku per fretta in fretta. E basta, stiamo a posto. Non ti piace Canghilli? No, non mi piace la cucina cinese. Non mi rimane un coppo stomaco. Preferisci quella autoctona? Sì. Non so ci crea autoctona, ma va bene lo stesso. Secondo me il presidente è interessato solo ai soldi. Il presidente quando tiene una cosa i soldi è più felice e fa meno cose strane. Continua la nostra attesissima classifica che elegge un miglior giocatore per ogni ruolo. Oggi parliamo di centrocampisti. Qual è stato il miglior centrocampista del Napoli di De Laurentiis? Hamsik. Zelischi, che tale qua la figlia. Marek Hamsik. Fabian Ruiz. Mare chiaro. Lo Bocta. Lo Bocta. Lo Copta. Come si chiama? Lo Cobda. Lo Cobda. Chi è? Ah, grazie. Mariano Bogliasino. Per me è Mario Rui. Ma non è un centrocampista. Ecco qua. Fa il terzino, quindi centrocampista. Zelischi. Hamsik. Per me lo Botka. Fabian Ruiz. Hamsik. Lo Botka. Sì. Fabian Ruiz. Hamsik. Zielinski. Hamsik. Lobotka. Lobotka dell'anno scorso. È il grande capitano indimenticabile Marek Hamsik. Impossibile non dire Hamsik.
Amsic. Non c'è assolutamente storia Amsic. Marek Amsic. No, sono molto pericoloso io. Tu vuoi fare una promessa? Una promessa Falla. con tutti quelli che ci ascoltano. Se il prossimo anno vinciamo lo scudetto, il nostro presidente avrà i capelli. Se vinciamo lo scudetto, tu regali il trapianto di capelli al presidente. Presidente. Confermi? Confermo. A me i capelli non interessano, però dammi i soldi dei capelli. No, il premio è in capelli. Capelli. Promesso, il nostro presidente avrà i capelli. Chi va la squadra mia è da avere una brucundia, è da piangere notte e giorno, sempre come che attorno. È da sci, è da trasia a sci, è da farmacia. Chi va la squadra mia, sempre Forza Napoli e chi non salta il rugby bianco-nero, chi non salta il bianco-nero, Avete una radia che non è seconda a nessuno qui sopra. Grazie signor Peppe, buona giornata. Vinciamo scudetto che stanno, no? Ce lo auguriamo. No, non mi vedi, non mi auguro. Non mi ammazzato quanto? La mi ammazza tutti. La prima a Verona, fino all'ultimo. Salve, Buongiorno. come va? Bene. Lei è venuto in muta? No, è venuto in bici. Ma dico, non le stringe un po' il melone, il cocò. No, più giù. Ah, no, tutto L'altro frutto. No, quello ormai è stato raccolto. Ormai è andato? Sì. Non c'è più. No, per carità. Benvenuti all'8ª puntata di Gente di Maro. Oggi partiamo con domande sulla scaramanzia. Hai un rito scaramantico nel guardare le partite? Stare da solo. Già stare solo lì, lo stiamo facendo per a PES. Perché i PES sta vicino fanno malamente, cioè non vanno bene. Da solo a casa, non voglio nessuno a fianco a me. Faccio certe cose che non dovrei, dico certe cose che non dovrei e quindi è meglio che sto da solo. Fai solo che mi va accompagnato, come si dice? A venire da parte. Mi siedo sempre sulla stessa sedia. Io sul divano, mi metto là e mi con Napoli. Sì, io con la chiave, mais e me la cucco. Il signore ha un rapporto speciale con il sonno. Ho fatto che si rompe se sono come creatura, si non devo pigliare sì. Il rito scaramantico mio mi vedo sempre la partita in piedi. Annanzi alla televisione, io parlo con la televisione, come se stesse pure là. No, io invece un corno che uso ogni volta che c'è la partita del Napoli. Strofino. Come ha strofinato il naso adesso? Esattamente. Sono 3 anni che indosso sempre la stessa maglietta, stessa posizione sul divano, volume della televisione a 38, non di meno, non di più. L'anno scorso però non ha funzionato. L'anno scorso non c'era rito scaramantico che tenesse. La scaramanzia a volte non basta, potrebbe pagare di più la cura Conte. Tra i giocatori che l'anno scorso hanno deluso, chi Conte può revitalizzare meglio? Conte fa correre, non passa, abbiamo come cavallo. Sicuramente Rachmani e tutti i difensori. Un Cagiuste magari ci fa una sorpresa o un Nathan ci può fare una sorpresa. Mazzocchi farà un grande campionato. E anche Sa penso che potrebbe trarre molto giovamento dalla cura Conte. Allora lui sa corre tanto, è Lindstrom, però mi sa che andrà via però adesso. Purtroppo voci di mercato quasi certe. Stasera sul palco in piazza Di Maro ci sarà Antonio Conte che risponderà alle domande dei tifosi. Stasera Conte incontra i tifosi. A che ora? Verso le 9. Chi lo conta una capa fresca, chi non so dove. Cosa chiederesti a Conte? Se Nathan resta. A lei piacerebbe che restasse? Sì, lo vedo molto snellito, molto in forma. Vinciamo scudetto che stanno, no? Quanto li sta spremendo i giocatori? Come tratto Varucchino. Realmente si fida di Lukaku come attaccante. Non c'è miglior giocatore da prendere al posto di Lukaku. In attacco no Lukaku, lui chi sceglierebbe? Mi piacerebbe sapere i vari Gaetano, Foloruscio, che sono un po' sul limite, cosa faranno. Se nel 3-4-2-1 può dare fiducia a Lindstrom. Se secondo lui può diventare il Ferguson del Napoli. Mister Conte, qual è l'idea di modulo che ha in mente? Si fida di questo progetto ed è lungimirante quanto basta per portarci a vincere qualcosa. Ma è finalmente arrivato il momento della nostra classifica ruolo per ruolo. Oggi è il giorno degli esterni d'attacco. Qual è stato l'attaccante esterno più forte del Napoli di De Laurentiis? Lavezzi. Callejon. Kvaratskhelia. Gagliacon. Insigne. Mertens. Kvaratskhelia. Secondo me Paciò Lavezzi. Cagliacon. Politano. Insigne. Lavezzi. Anche per me Lavezzi. Per una macchina di guerra. José Maria Callejon. Kvara. Mertens. Insigne. Lavezzi. Callejon. Kvaratskhelia. Lavezzi. Paciò Lavezzi, sta qua ragazzi. Mertens. Kvaratskhelia. Cavastellia. Callejon, fenomeno. Kvara. Politano. Mertens. Pocio. Cagliacon. Guaracelia. Callejon. Callejon. Cagliacon, ma di tutti i tempi, non solo recente. Lavezzi. Insigne. Kvara. José Maria Callejon. Kvaratskhelia. Cagliacon. Cavaschela. Kvara è il più talentuoso. Domani torniamo con le prime punte, ma concludiamo questa puntata con un momento nostalgia. Il tuo ricordo più bello, più romantico, più nostalgico legato al Napoli?
Nostalgico, quando se n'è andato Cavani, stavo proprio male, piangevo da solo, riguardando i suoi gol, stavo malissimo. Il gol lì la Vezzi contro il Cagliari, lo rivedo un sacco di volte, i video, bellissimi. All'ultimo secondo. Fischia. Fischia, la là sotto. È stato bello anche, non si fa, la pallonata Allegri che l'ha aiutato ci vuole. Napoli-Lazio, in Maradona fu sostituito da Ciro Muro. Nel pubblico diceva ma che ha da fare, manca una coscia. Poi a pochi minuti dalla fine stavamo sul pareggio, punizione dal limite, Ciro Muro va al tiro e segna. Il Napoli vince, lo stesso che diceva che ha da fare, Murodona! Nonostante viviamo a Venezia siamo riusciti a prendere biglietti per la festa scudetto Napoli-Sampdoria e quindi aver vissuto la festa scudetto con lui allo stadio è stata un'emozione. Siamo stati dalle 10 del mattino fuori lo stadio, siamo tornati a casa alle 4 di notte. Quello è stato sicuramente, guarda, c'ho ancora i brividi. Io ti parlo di qualche partita di Serie B in cui ero un ragazzino solo sperduto in Piemonte a tifare Napoli in tutta la scuola. Mi ricordo un 2-2 con la Juve, è stata una gioia. Come quest'anno abbiamo fatto schifo tutto l'anno, ma vincere contro la Juve è sempre una gioia, no? Come mi insegnano, prima anti-juventino. Sono in Svizzera, lei è inglese, ho fatto innamorare anche lei del Napoli. Proud to be Napoli, no? Proud to be Napoli. Tu sei inglese? Inglese da Londra, proprio doc. E tifo per il Napoli grazie a questo uomo qua. Con 4-5 squadre che stanno a Londra, no? Che ne so, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Non seguivo tanto il calcio e poi mi ha introdotto a Napoli, mi piaceva come giocava, mi piaceva anche la comunità e adesso sono tifosa anch'io. I am a fan of Napoli, molto. Quindi forza Napoli? Always. Ci deve essere per forza lei. Infatti l'anno scorso non ha seguito tanto le partite con me, abbiamo fatto schifo. Voglio forza Napoli, la gente sono malata, morno facendo l'infarto per un Napoli, e chi si fanno i cibo. Innanzitutto complimenti per l'outfit. Grazie. Perché veramente sono anni che cerco un pigiama così bello. Gente di Maro, eccoci qua. Posso azzardare un pronostico su qual è il tuo colore preferito? Oddio, l'azzurro. No, il fucsia. Benvenuti alla 9ª puntata di Gente di Maro. Tu stai parlando con un grande artista, lo sai? Di che ti occupi? Di rap, bro. Fammi un rap sul Napoli, un freestyle, vai. Noi siamo in Napoli, chi sanno che conte superammo ogni ostacolo. Non ne capite fra De Laurenti sta deciso a spezzare il pane a tavola. Caccia sorda, preside, puttammo una foto qualcosa a Napoli. Buono. Spezzato il pane a tavola, diciamo era una citazione biblica. Ieri Conte in piazza ha presentato il suo staff, tra cui c'era anche un nutrizionista. No, ma vero? Siamo presto pure a me, mi fa una cortesia. Mamma, che fisico c'ha il nutrizionista? C'ha già pure allora, ma ce l'ho a sta panza. Infatti gli volevo chiedere se potrebbe fare una tabella anche a noi tifosi sposati che veniamo a Di Maro, così magari una scusa per chiedere alle mogli per venire per dimagrire e stare più giorni qua a Di Maro. Ci vuole pure la dieta del tifoso per digerire certe partite. Soprattutto l'anno scorso sono rimaste parecchie partite sullo stomaco, quindi abbiamo parecchio da digerire. È possibile seguire un regime alimentare serio a Napoli? Un po' difficile. Una poco blasfemia. A Napoli vieni tentato. Io non ci riuscissi. Si sgarra, è impossibile non sgarrare. Ma anche stanno sa qualcosa, perché mi siete 4 kg. Ma che dieta? E frittatina a 1,50 € fa dieta, frate. È impossibile. Quindi secondo te Kvaratskhelia quando si trova a passeggiare per il centro storico se la concede la frittatina? Lui si concede una frittatina quelle vegane. Chi la picciò, guagliu fa gol, chi la tena. Cioè tu per esempio a cosa non sapresti proprio resistere? La parmigiana. A me, te cosa? Pizza, dolci. Partita la mozzarella, latticini, tutto. Io tutto cucino, pasta, fagioli e cozze, pasta e patate con la provola, pasta e lenticchie, una bella pasta al forno, una parmigiana, una bella frittura di pesce. Quando fanno la parmigiana, ruoto vuole. Il tiramisù fatto da mia moglie. È imperdibile. È unico. Lo fa poche volte perché sennò dice che sono troppo contento. E la moglie non vuole che lei sia troppo contenta? No, perché quando io sono contento lei è incazzata. È automatico? Tu sei sposato? No, non sono fidanzato. Sei fidanzato? Sei inquadrato a metà. Stasera invece, tempo permettendo, ci dovrebbe essere la presentazione della squadra ai tifosi. Secondo te la squadra è pronta effettivamente, è competitiva? Non ancora. Ma penso di sì. In questo momento con i ragazzi che sono ora, lottiamo per la 15ª posizione. Ci manca qualcosa. No, mancano ancora 2 o 3 giocatori. Manca logicamente l'attaccante se ne andrà via Osimhen. Un esterno destro di livello. Nì, nel senso che secondo me dal punto di vista atletico ancora ne hanno da fare. Secondo me questa squadra è stata sempre pronta. Secondo me il Napoli potrebbe essere sempre pronto, però lo deve volere. E lo devono volere tutti coloro che indossano quella maglia. Non devono pensare a altre cose e devono fare squadra, perché noi con lui che vinceva da solo l'abbiamo già avuto. Se fanno squadra non ce n'è per nessuno. E comunque seppure si perde, bisogna perdere col sudore, che quando vai a fare la doccia devi stare mezz'ora sotto la doccia. Se faranno quello faremo grandi cose. E se non le faremo però abbiamo sudato. Che cosa vuoi dire a Manna? Me ne sarà una manna ogni tanto.
Mandami 100 euro, frate. Manna, vi ricattano un centrocampista buono perché stiamo accisi. Dobbiamo sostituire Zelinski, dobbiamo prendere uno con una più qualità. Ora ci deve portare Lukaku e Chiesa e stiamo a posto. Manna a Osimhen e sblocca il mercato. Manna. Ho esagerato? No. Che vorresti dire a Manna? Non so chi è Manna. Non sai chi è Manna? No, io non tifo Napoli. Solo loro due tifano Napoli, io e lui non tifiamo Napoli. Che minchia sei venuto a fare? Per la giornata, per mangiare bene e per fare un'attività dopo. Una scampagnata. Facciamo rafting dopo. È il momento di completare la nostra classifica dei migliori giocatori con l'ultimo ruolo rimasto. Qual è stato l'attaccante più forte della storia del Napoli di De Laurentiis? Higuain. Cavani. Edison Cavani. Secondo me Higuain vince ma di pochissimo. Victor Osimhen. Cavani tutta la vita. Higuain. Pipita. Mertens. Higuain. Osimhen. Edinson Cavani. Higuain. Cavani. Senza dubbio Osimhen. Higuain. Gonzalo Higuain. Cavani. Higuain. Cavani. Higuain. Cavani. Higuain. Osimhen. Io direi Higuain. Pipita. Cavani. Cavani sicuramente. Cavani. Higuain. Cavani. Osimhen. Higuain. Cavani. Cavani. Gonzalo Higuain. Cavani. Edinson Cavani. Ma a proposito di attaccanti, torniamo al presente. C'è un dualismo in questo ritiro, in attacco. Che dire a Simeone, chi terresti? Che dire? Simeone, il Ciolito tutta la vita. Il Ciolito, per una questione di cuore. Io dico Simeone, per le sue doti che ha dimostrato negli anni passati. Preferirei che dire. Simeone è più forte. Simeone, perché è argentino. Per affetto Simeone, però se devi guardare, se va a prendere a Romelu Lukaku, il sostituto adatto per me è Khedira. Io terrei Simeone, ma visto che Simeone vuole giocare, secondo me rimarrà Khedira. No, Simeone tutta la vita, Khedira deve ancora crescere, anche se ha fatto belle cose col Frosinone, però spero rimanga Simeone. Il Ciolito a me piace. Khedira deve rimanere, a voglia. Khedira lo vedo molto meglio fisicamente attualmente. Ma perché lasciamo sempre la via vecchia per la via nuova? New is always better. New was better. New is always better. New was better. Is always better. New was better. Is always better. Is always better. Ok, tutto insieme? New is always better. Lui è nato l'anno dello scudetto, io ho aspettato 31 anni per vedere uno scudetto, spero che lui non ne debba passare altri 31 per Mire fa nato figli chi stanno, Dici porta bene? Spera. Nato figli chi stanno a fare, così mi ci nato scudetto. Hai sentito? Ho sentito, non è ancora il momento, aspettiamo un po'. No. Italiano per uno scudetto. No, dovete sacrificarvi per il Napoli. Vabbè, ci sacrificheremo allora. Ci sacrificheremo. Che è successo? Ci sacrificheremo allora. Va bene. Allora, altro figlio? Altro figlio. Il corredino pagato da De Laurentiis, però se facciamo nato figlio e vincimmo scudetto, Ci sta. Salute. Salute. Io sono un grande tifoso del Napoli. L'avrei detto dalla capigliatura. Benvenuti alla 10ª puntata di Gente di Maro. Allora mi presento, sono da Tramotammaro di Gruppo Nevano, detto Dragulone. Ma come mai la chiamano Dragulone? È perché da piccolino mi bisticciai con un ragazzo. Questo ragazzo mi diede un pugno e uscì il sangue dai canini. Uscendo il sangue dai canini mi presero il nome Dragulone, Dracula. Allora si portavano i film di Dracula. Dracula e allora Draculone. Culone. Il signor Draculone ha per noi anche una bomba di mercato. Ieri sera abbiamo incontrato il figlio del presidente e ha detto che non lo prende quello dell'Atalanta. Come si chiama? Io mi scordo un nome. Come si chiama? Cucurum. Cop Miners. Coppa Miners. Ha detto non lo prende. Troppi peperoni. Notizia, scoop. Sì, ha detto che non lo prende, perciò dimenticatelo. E a proposito di mercato, Osimhen blocca un po' le sorti del Napoli. Osimhen andrà via. andrà via. Osimhen, ti ringraziamo per quello che hai fatto, sicuramente. Però è il momento di andare via e lasciare spazio al suo nuovo attaccante. Se non se ne va Osimhen, non mi piace a nessuno, ma venuti i peperoni. Adamo, che se non potremmo accattare nessuno veramente. Victor, vedi quello che fa. Vattene a mangiare l'escargot, ma Lukaku non lo vogliamo. Io cesso. Ma no. Victor, te ne devi andare, ci amamo un poco. Io penso di essere una delle persone che ama veramente tanto Osimhen. Cioè, Victor sta sempre in cuore mio. Non gli posso dire niente, poi me si può rimanere, No, lei però non vuole rimanere, lui se ne vuole andare. Allora te ne a fanculo. Ma perché non te ne vai? Vattene, frate, vattene. Dopo l'anno scorso non ci rappresenti più. La volta che te ne devi andare, fa un presto e auguri e buona Pasqua. L'anno scorso ho comprato 130 euro, mo se ne va e io sta maglia mo che faccio? Gliela possiamo dare in permuta a vedere se ci danno qualcosa in cambio? Provate ad andare allo store, vedete che succede. Novità di oggi, pare che Kvara lascerà il numero 77 per prendere il 7. Kvaratskhelia. Grande! Kvaratskhelia deve rimanere. No, ha cambiato numero. Non è più 77. No. E che numero è? Da 77 a 7. 7, è ancora meglio. Ma già lo hanno un numero a cadere, 130 euro. 7 di a ricetta. È buona sta cosa? Sì, è buono, porta bene. Quindi vabbè, lo prendiamo come buon auspicio che possa assomigliare a un grande calciatore del passato col numero 7, no?
Elmas. Elmas. A chi speriamo che si ispiri per questa nuova stagione? A Causio della Juve, se ti ricordi. No, aspetta, io sono anti-juventino, no, però Causio, quando siamo sulla fascia in buttava andare con me, con i binilli, e Caravasqueia secondo me questo farà. Chi? Caravasqueia. Ma dopo 2 anni ancora non ci abbiamo imparato. Ma voi che pulite, non lo so pronunciare. Kvaratskhelia. No, Kvaratskhelia. Kravaskhelia. Ma Krava, non ci sta proprio. No, Kvaratskhelia. No, Kvaratskhelia. Più o meno. Vabbè, tutta Kvaratskhelia. È complicatissimo. Oggi voglio parlare di capitani del passato. Secondo te qual è stato il miglior capitano della storia del Napoli di De Laurentiis? Hamsik tutta la vita. Hamsik. No, qual Hamsik? No, che di fretta maggiore. Lorenzo Insigne. Insigne. Hamsik. Lorenzo Insigne forever. Mare chiaro. Paolo Cannavaro. Montervino. Hamsik. Paolo Cannavaro. Hamsik. Montervino. Facciamo di Lorenzo. Samsic. Insigne. Hamsik. Lorenzo Insigne. Mare, chiaro? Comunque la stagione è alle porte, facciamo una raccomandazione alla squadra. Quest'anno sono aiuta mano psicologo. Ma penso con l'accetti squadra proprio. Quest'anno siete stati in ferie, questo sarà l'anno giusto, mettiteci un po' i cazzim Cacciate alle palle. in modo che riusciamo a fare un bel campionato e ci prendiamo qualche soddisfazione. No, il primo anno sarà difficile. In Champions League. Devono andare in Champions League? Sì. Quindi l'auspicio. Sì, che ma vince tutti i partiti, vogliamo vincere. Non ci crediamo che quest'anno subito prima e vinciamo subito. Le cose si devono fare piano piano, si devono amalgamare e spero che funzionino molto le fasce, perché là si sviluppa proprio la rete. Ecco, questo volevo. È stata proprio strana questa intervista. Di onorare la maglia, perché noi tifosi di Napoli non amiamo i giocatori, ma di onorare la maglia, perché noi siamo tifosi. Abbandoniamo famiglie, perché abbandono mia moglie con 2 figli. Onoratela, giocate per sudarla. Ma non dimentichiamo che oggi è match day. Stasera Napoli-Mantova è un test vero o è un allenamento? No, stasera penso che cominciano i test veri. No, è un allenamento congiunto. Grande squadra e Mantova non è da sottovalutare, ha fatto un gran percorso l'anno scorso. Sappiamo benissimo queste amichevoli servono semplicemente per vedere la squadra in campo, provare gli schemi. Mancano giocatori importanti e siamo all'inizio della preparazione. Non è che ci dobbiamo aspettare chissà cosa, però siamo curiosi di capire che schema uso, perché per adesso ancora non mi capisce niente. 3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1, si capisce niente, vediamo. Ci dobbiamo giocare su Bancolotti. Esatto, per adesso sì. Stasera vediamo Antonio Conte come li metti in campo. Questa difesa a 3. Bravissimo. Con i braccetti. Ma braccetti, con i braccioli, con il salvagente, basta che non facciamo a finire l'anno scorso che prendevamo palloni dappertutto. È una soddisfazione a tenere un giocatore del Napoli come Kvara al fantacalcio e poi sistematicamente quanto arrivi? Ultimo. È appena finita Napoli-Mantova, partita che il Napoli ha risolto nel primo quarto d'ora vincendo 3-0, ma andiamone a parlare con i tifosi. Facci l'intervista, come sta la situazione? E dici dammi lui, come sta sta situazione? Guaiatella, con chi si come? Allora, com'è andata questa partita? Benissimo, primo tempo. È stato frizzante il primo quarto d'ora, sì. Dopo un po' noioso, poi ma si sono sfiatati. Sì. Il secondo tempo, ragazzi, ci siamo un po' addormentati. Vabbè, tutto sommato, comunque siamo ancora agli inizi. I carichi si sentono addosso. Da che dipende secondo te? Dalla scarsità dei giocatori. Ah, quindi è una questione di qualità? Sì. Anghissà in campo tutta la partita. Vero? Non l'hai visto? No, secondo me ingiustivo. Non te ne sei accorto? No, ingiustivo. Non c'era, non scherziamo. Lo vedo sempre poco incisivo. Un po' appesantito delle ferie. Mi sei critico con Anghissà? No, critico. Ha camminato, passeggiato oggi. Noi siamo andati al fiume prima e lui è andato in campo. È la stessa cosa. Hanno giocato, le gambe sono pesanti, c'è caldo, contento. Anche perché effettivamente il primo quarto d'ora 3 gol, però poi dopo insomma la partita. Potevamo prendere anche di più, però ne ha sbagliati di più il Napoli. Meglio così, speriamo bene. Farete una buona Serie B, ve la auguriamo. Grazie, altrettanto, ciao. No, altrettanto, qual è la Serie B? Una sola cosa buona ho fatto in questo ritiro. Ho stretto il mio rapporto con Andrea e sono molto felice di tutto ciò. Dammi un bacio. Che bella storia di amici. Invece Caiuste non ha giocato proprio. Caiuster invisibile. Caiuster. Caiuster invisibile. Senza la R. Senza la R. Com'è? Mambrocchio. Caiuster. Senza R. Caiuster. Ma perché ci ha voluto mettere per forza sta R? Ci mettiamo una cosa lì più vicino. Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Ali ci chiacchiere in giro. Battute e risate
interviste ai tifosi durante il ritiro. Forza Napoli!